caso è sempre vivo, io lo guardo sempre negli occhi dei miei figli. Ecco, mi fa piacere sentire questo ricordo vivo e soprattutto il sacrificio di mio marito e ciò che ci ha insegnato a Catania. Tenerlo vivo in questo posto, in questa realtà, consegnandolo ai giovani catanesi, che poi ovviamente di conseguenza a tutti i giovani d'Italia, a tutti i tifosi d'Italia, non mi può che rendere serena e restituirmi un poco di pace. Oggi è un appuntamento, sembra che io abbia un appuntamento con mio marito e spero che l'emozione non sia tanto forte, anche perché ho avuto tanta cura di questa divisa dopo ogni servizio di mio marito, me ne prendevo cura e all'aver interrotto attraverso la tragedia questo equilibrio familiare non mi ha dato più pace. Ecco, spero che restituisca pace a me e ai ragazzi e attraverso questo gesto pubblico e solenne che si possa capire quanto male faccia la violenza e quanto sia importante il servizio di un tutore delle forze dell'ordine, di chi indossa la divisa, a quale prezzo scende in campo, che non è un lavoro normale ma è un servizio dove si rischia ogni giorno la vita. Un atto veramente triste che ci deve far ricordare quanto gli uomini e le donne della Polizia di Stato, specialmente gli uomini del reparto mobile, dei reparti mobili d'Italia, ogni giorno consegnano la loro vita e le loro qualità per la difesa dei diritti civili. Raciti per noi è stata una ferita incommensurabile, per noi della Polizia di Stato. Io ho avuto piacere che oggi tutti i reparti mobili d'Italia sono venuti qui a presenziare a questa cerimonia importante.